Ok, come state? How are you? Prendi la persona vicino a te e scuotila forte, scuotila, scuotila, Shake the one beside you. scuotila. Voglio vedere che tutti scuotono. Scuoti la persona vicino a te, I want to forte, see you forte. shake them vigorously. Alleluia. Hallelujah. Sono molto felice di essere qui I'm so happy to be here today perché abbiamo visto Dio operare in modo because potente. we've seen God working mightily. Noi crediamo in un grande Dio, We believe in a mighty God, in un meraviglioso Dio. in a wonderful God. Siete con me? Are you with me? Siete con me? Are you with me? Chi è con me? Fammi vedere le mani. Chi è con me Show me questa your mattina? hands. Siete con me? Allora, io mi sento parte di questa famiglia. I feel part of this family. Mi sento veramente parte di questa I famiglia feel part of this family perché io faccio parte realmente anche come ministero di questa famiglia. because I am part of this ministry as part of the family. Of this Sì, family. perché sono parte di Nazioni per Cristo. Because I am part of Nations for Christ. È una visione che insieme al pastore Gordon, quando l'ho conosciuto, l'ho sposata. It is a vision which I married when I came to know Pastor Gordon. Non ho sposato il pastore Gordon, He married the vision, not Pastor Gordon. ho sposato la visione. He married the vision. Credo che insieme faremo la differenza. Together we will make a difference. Hallelujah. Thank you, Jesus. Perdonate la mia gola. Ho un po' di problemi, sono partito e predicando 2 giorni ho ancora un pochino di problemi, ma Dio è con me. Issues, and obviously it doesn't help to preach with Bene, a sore throat. com'è nata questa visione? Noi ci siamo conosciuti nel 2007 in Italia We came to know each other at 2007 in Italy. e eravamo vicini di posto. We were close by, sitting by each other. Eravamo a questa conferenza dove io e lui eravamo oratori, We were speakers at a conference. c'erano altri ministri, There were other ministers, ma noi non ci conoscevamo but we didn't know each other. e ci hanno messo vicino. And they have put us one next to each other. Eravamo vicino. E a un certo punto è stato chiesto di prendere per mano la persona di fianco At one point, we were being asked to grab each other's hands, e ci hanno legato con una bandiera. and they have united us with a flag. Ci hanno legato con questa bandiera They have tied us with a flag, e abbiamo sentito qualcosa di forte. and we have really felt something very strong. Da quel momento in poi From that time onwards, la nostra amicizia è cresciuta sempre di più, our friendship really increased a lot, fino a diventare parte della stessa visione, till it became one vision. Hallelujah. perché vogliamo vedere il mondo cambiare. Because we want to see the world change. Non saremo solo io e lui a cambiare il mondo, We will not be only us to change the ma world, negli ultimi tempi saranno tutti coloro che hanno una visione chiara a cambiare il but mondo. they will be everyone included who wants to change this world. E noi l'abbiamo, And we have it. e noi l'abbiamo. And we have it. Siamo convinti che qualcosa di grande We are convinced that there will be something great accadrà in Europa. will happen in Europe. Noi crediamo in un grande We risveglio believe in a mighty revival in tutta l'Europa. in all Europe. In tutta l'Europa. In all Europe. Lo Spirito di Dio The Holy Spirit si muoverà in maniera will potente, move in a mighty way. in modo In potente, a mighty way in questi ultimi tempi. in these last days. L'abbiamo visto anche in questi 2 giorni. We have seen it in these last days as well. Quando c'è visione, When there is vision, c'è benedizione. there is blessing. Dove non c'è visione, Where there is no vision, non c'è benedizione. there is no blessing. Siete con me? Are you with me? Siete con me? Are you with me? Fatemi vedere le mani, siete con Show me me? your hands. Amen. Alleluia. Quindi sono contento I am che very siete la mia happy famiglia. that you are my family. I'm so happy, brother. Che gioia. Hallelujah. Non vi vedo molto felici che io faccio parte della I'm not vostra seeing you that famiglia. enthusiastic that I am part of your family. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Non voglio essere molto lungo questa mattina, I don't want to be long, ma voglio incoraggiarvi.
But I want to encourage you. Questa mattina il mio messaggio sarà un messaggio di incoraggiamento Today my message would be a message of encouragement a capire chi siamo noi. so that we can understand who we really E are. realmente noi siamo un seme, And we are really seeds. un A seme, seed, actually. un seme che deve essere seminato in buon terreno. A seed which needs to be planted in fertile land. Abbiamo sentito parlare spessissimo della qualità del seme. We have all listened a lot about the type of seed. Tante volte si parla del seme We speak about the seed, actual seed. e ho sentito anche messaggi And I've heard messages che dicevano che quando noi seminiamo that tell that when we sow, non dobbiamo aspettarci nulla. we don't have to expect anything. Ma realmente questa è una mentalità sbagliata. But this is a wrong concept, actually. Non è la mentalità biblica, It is not a biblical concept. perché noi dobbiamo seminare Because we need to sow, aspettandoci un raccolto. waiting that there will be a harvest. Devi avere aspettativa del You raccolto. have to have an expectation for the harvest. Non puoi seminare senza aspettarti qualcosa. You cannot not sow and not expect something in return. Parliamo tante volte del seme, We speak a lot about the seed, ma sento parlare poche volte del terreno. but we don't speak about the land. Amen. Noi dobbiamo imparare a seminare We really need to learn how to sow la nostra vita. our lives. Dobbiamo sapere dove stiamo seminando la nostra vita. We have to know where we are sowing. Se la Our stiamo lives. seminando lungo la strada, Are we sowing it along the way, su un terreno roccioso, on a rocky tra, land, tra le spine, between the thorns and thistles, o in un buon terreno che porterà frutto. or else in a fertile land which will bring forth fruit? Noi possiamo essere anche un buon seme, We can be a good seed, ma se non viene seminato in buon terreno, if it's not being sown into a fertile land, non ci sarà there raccolto. will be no harvest. Amen? Amen? Amen. Fatemi vedere un sorriso. Let me see a wonderful smile. Quando vado a predicare a Napoli, When I go and preach in Naples, quando dico amen, when I say amen, they will just, sembra di essere allo stadio. it is like being at the stadium. Quando predico a Modena When you go to, when I preach to e Modena dico amen, and say amen, they'll say, chi era italiano qui? Fatemi vedere who is l'italiano. Italian here? Italiani. Lo sapete, eh? Sapete bene quello che sto dicendo, vero? C'è molta differenza. There is a lot of difference. E io dico sempre, Signore, And I say, Lord, i napoletani hanno capito il regno, the Napoletani has understood the kingdom. lo hanno compreso, They just understood perché sono because they are entusiasti. very enthusiastic. Amen? Dobbiamo essere entusiasti, We have to really be enthusiastic. persone piene di gioia, People full of joy, piene di full entusiasmo, of enthusiasm. perché Gesù vive in noi, Because Jesus is living in us. perché Gesù vive in noi. Jesus is living in us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alleluia. Ok. Ora, noi dobbiamo imparare We have to learn a capire i terreni to understand the different types of lands. dove seminiamo la nostra Where vita should we sow our life e anche i nostri beni. and even our wealth? Voglio parlarvi delle due prospettive, I want to speak to you about the two perspectives. quello che riguarda la nostra vita About our life e quello che riguarda i nostri beni. and about our wealth. Noi spesso come credenti We as believers, non abbiamo we discernimento don't have discernment dove seminiamo. where we sow. Faccio un esempio, I will do an example. un semplice esempio. A simple example. Spesso noi seminiamo in terreni sbagliati. Most of the time we sow in the wrong land. Quando noi scegliamo di vivere la nostra vita sempre a contatto con persone che non sono mature spiritualmente, avremo un riflesso di loro. When we choose to Saremo un riflesso, saremo un we riflesso. acquaint ourselves with people who don't have the kingdom mentality, who are not part of the kingdom, Saremo un riflesso, non avremo un riflesso, scusate. we will be like a reflection. Saremo un riflesso. We will be like a reflection. Con chi ci associamo, With those who we associate ourselves, così riflettiamo. so that we can reflect. Tu puoi essere un buon seme,
You can be a good seed, ma se frequenti un terreno sbagliato, but if you frequent the wrong type of land, non ci sarà raccolto buono. there will be no good harvest. Un altro esempio, Another example, se con la nostra mentalità that if with our mentality, noi non abbiamo sempre un riscontro con persone più mature di noi, we don't associate with someone who's more mature, ma viviamo con persone meno mature di noi spiritualmente, but we acquaint with people who are less mature than us spiritually, noi non porteremo frutto we will not produce fruit perché non avremo un rinnovamento. because we will not be renewed. Tu sei un seme, You are a seed. io sono un seme. I am a seed. Se tu semini If you sow qualsiasi seme all'interno di una tazzina di caffè, any seed which in a teacup or a coffee cup, c'è il seme, there is the seed, ma non potrà crescere but it cannot grow perché ci vuole un buon terreno, because you need fertile land, largo, a big land, spazioso, spacious, che porti frutto. that will bring forth fruit. Siete con me? Are you with me? Tu non puoi frequentare sempre e solamente chi è meno maturo di te. You cannot always acquaint yourself with people and be with people who are less mature than you. Hai bisogno di seminare la tua vita You need to sow your life in un terreno più largo di te, più grande di te, in a bigger terrain than yourself, per portare molto frutto. so that you can bring forth fruit. Hallelujah. Amen. Oggi vedo pochissime persone I see little people, few people che hanno fame reale di stare con i ministri, di stare con i leader. that they are not hungry enough to be with leaders, to be with ministers. Vengono in chiesa, They come to church, frequentano la chiesa, they come to church, lodano e adorano, and they just worship and praise. probabilmente amano Dio, Probably they love God. sicuramente amano Dio, Of course they love non God. sta a me This giudicarlo, is not for me to ma judge. appena finisce la riunione, But as soon as the service finishes, invece di avere fame di stare con chi ha più maturità spirituale, instead of being hungry to be with the people who are more mature spiritually, frequentano persone molto meno mature di loro. they will frequent people who are less mature than they are. Non potrai mai portare frutto in questo You modo, can never produce fruit in this way. perché tu hai bisogno di camminare con qualcuno che è più grande di Because te, you need to walk with people who is more bigger than you spiritually e speaking. allora porterai And frutto. then you bring forth fruit. Dove sono più piccoli di te, When they are less mature than e you. quando parlo di piccoli e grandi, And when I speak about being big or small, non voglio fare differenze davanti a Dio, I am not making any difference, of course, ma parlo di, in front of God, ma parlo di maturità. but I'm speaking about maturity. Maturità. Maturity. Quando cammini con qualcuno che è meno maturo di te, When you are walking along with someone who's less mature than you, ti soffocherà. he will suffocate you. Saranno quelle spine It will be those thistles che ti soffocheranno. that will really Non- suffocate you. Non potrai You svilupparti. cannot develop. Appena inizi a svilupparti, The moment you start to develop, sarai soffocato. you will be suffocated. Per questo la Bibbia dice: And that is why the Bible says, non mettetevi con gli infedeli. do not acquaint yourself with those who, the unbelievers. Quella parola mettetevi That word to put yourself to make significa non fate associazione, non camminate insieme. associate yourself. It means Noi dobbiamo we influenzare have to influence il mondo, the world, ma non dobbiamo essere influenzati but we don't have to be influenced dal by the world. mondo. Amen. Hallelujah. Per poter portare frutto So that we can bring forth fruit, abbiamo bisogno di stare con un buon terreno, we need to stay with good terrain, land, con un terreno largo. with a land which is big. Oh, che fame che ho io! Oh, I'm so hungry. Appena vedo qualcuno che ha un'unzione When I see someone who's anointed, che io non ho nella mia vita, I don't have in my life, voglio stare con I lui, want to stay with lo him. voglio, I want. voglio pranzare con I lui, want to have meal with him. cenare con lui, dormire no, Not sleeping, of course. cenare e mangiare. Voglio parlare con lui, I want to have fellowship. I want to speak to him. voglio seminare la mia vita in questo buon I terreno, want to sow my life into this good terrain. Hallelujah.
Voglio crescere, I want to grow. voglio svilupparmi, I want to develop. voglio portare frutto. I want to bring forth fruit. Ho bisogno di persone I need people che hanno un rinnovamento e una mentalità più grande della mia, that they have a bigger mentality than I have, non più piccola. not smaller. Con quelli che hanno una mentalità più piccola, Those who have a smaller mentality, sarò io il terreno per loro. I will be the land. Sarò io che devo influenzare la I loro will be vita. the person who will influence them. Ma con quelli che hanno una mentalità più grande, But those who have a bigger mentality than I have, ho bisogno di essere io il seme I have to be that seed. e loro il mio terreno. They will be my land. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Non dobbiamo We don't have to sprecare la nostra vita, waste out our lives. è troppo preziosa. It is so precious. Noi siamo stati creati, We have been created, come ho detto la prima sera, as I've told you in the first time, per una missione. for a mission. Sapete perché siamo sulla terra? You know why we are here on earth? Per compiere una missione. So that we can accomplish La Bibbia a mission. dice The Bible says che noi siamo stati creati per le buone opere. that we have been created for good works. Amen. Amen. Siamo stati creati per le buone We opere. have been created for good works. Quali opere? Which works? Quelle che Cristo ha scelto per noi. Those that Christ chose for us. Ognuno di noi ha una missione, Each and every one of us has a mission. ma per crescere nella To missione grow in this mission, hai bisogno di persone you need people che sono più mature di who te. are more mature than you. Hai bisogno di stare con loro, You need to be with them, di camminare con loro, with them, di cibarti di loro. so that you can be part with them. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Quando sei con persone che sono spirituali, When you are with people who are spiritual, allora ti influenzeranno in positivo so they will influence you in a positive way. e il seme crescerà And the seed will grow. e porterà frutto. And they will bring forth fruit. Ma quando vivi solo con persone But when you live with people che hanno poco o nulla di spirituale who doesn't have anything or a little bit of e spirituality, ti associ con loro, and you associate with them, prima o poi it will happen. ne sarai influenzato. You will be influenced. Io sono cresciuto I have been growing in una famiglia in a family, pentecostale. Pentecostal family. Sono cresciuto con papà pastore. My father is a pastor. Mio papà è pastore, My father is a io pastor. sono cresciuto in questa famiglia, I have been raised up in this family. mi è stato seminato I have been sown there. parola di Dio nel cuore già da bambino. And the word of God was dwelling in my All'età heart. di from 13 young. anni At that 13 years, ho ricevuto il battesimo dello Spirito I Santo. received the baptism of the Holy Spirit. Oh, ero in I cielo, was so, I felicissimo, was in heaven. I was gioioso. so joyous. Hallelujah. E da 13 anni And a 18 anni from 13 to 18 years, sono sempre stato alla ricerca del Signore. I have been seeking God with all my heart. Ma a un certo punto But at one point, ho scelto un terreno diverso. I have chosen a different land. Ho iniziato a uscire con I persone started frequenting people che influenzavano la mia vita in who negativo. have been influencing my life in a negative way. E così quel frutto che stava And crescendo so the fruit that was growing è stato soffocato dalle spine, has been suffocated by those thistles and thorns. perché mi ero associato Because I was associating con, myself con un terreno non buono. with a land which is not good. E così, And then e io ho iniziato a vivere una vita I started living a life piena di peccato, which was full of sin, piena di peccato. full of sin. Ho fatto di tutto, I have done everything, ma tutto. everything. Perché? Because Perché non stavo più seminando la mia vita I was not sowing my life in un terreno più grande, in a bigger land, in un terreno buono. in a good land. E il frutto And the fruit non poteva crescere, couldn't grow any longer. veniva soffocato. It has been suffocated. Dove stai seminando la tua vita? Where are you sowing your life? Stai seminando la tua vita per il regno? Are you sowing your life for the kingdom? O vivi con il famoso piede da una parte e piede dall'altra? Or are you living with one foot in one terrain and Un po' nel regno you are a little bit in the kingdom e un po' fuori. and a little bit outside? Un po' nel regno A little bit outside, inside e un po' fuori. the kingdom and a little bit outside.
non potrà mai essere You can never be un seme che porterà frutto. a seed that will bring forth fruit. Paolo ha detto, Paul said, non sono più io che vivo, it's no longer I that live, ma è Cristo che vive in me. but Christ that lives La in vita me. che vivo oggi, The life I now live, la vivo per il Figlio di Dio. I live it for the Son of God. La nostra vita Our life è un seme is a seed, dato completamente al servizio del regno. given completed for the service of the kingdom, Per svilupparsi so that it will develop. ha bisogno di ministri It needs ministers e di intimità. and intimacy. Siete con me? Are you with me? Quando tu hai ministri nella tua vita, When you have ministers in your life, prendili come esempio, take them as examples. cammina con loro, Walk with them, cresci con loro grow with them, e allora porterai frutto. and then you will bring forth fruit. Non puoi portare frutto You cannot bring forth se fruit sei in un terreno piccolo, if you are in a small terrain land, ma porterai frutto but you will bring forth fruit quando le tue radici possono when crescere your roots can really grow in un terreno largo. in a land which is vast. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Noi siamo stati chiamati We have been called ad avere la giusta so mentalità, that we have the right mentality, un rinnovamento della a mente. renewal of the mind. Non avviene solo leggendo la Bibbia, It doesn't only happen by reading the word, ma avviene vivendo la Bibbia. but it happens when we live the word. Hallelujah. Noi dobbiamo vivere la parola, We have to live the word, non solo leggerla, not only read it. perché noi siamo un seme vivo Because we are a living seed, e la parola è il buon terreno. and the word is the good terrain. Hallelujah. Dobbiamo vivere la parola. We have to live the word. Amen. Amen. Sapete quante volte ho visto un grande dramma nella Chiesa, un grande problema? I have seen a big problem in the church. Questo problema è che tante persone This problem is that many people non vogliono seminare la loro vita do not want to sow their lives, spendendo tempo con chi è più grande di loro. spending time frequenting people who are more mature than them. Io ho Dio, I have God. ho Dio nel mio cuore. I have God in my heart. Allora prendi la parola di Dio And then you take the word of God e inizi a strapparla, and start tearing it apart. strappala, Tearing it apart. dove la Bibbia insegna che i ministeri sono dati per l'edificazione della Chiesa. Where the Bible teaches that the ministries are given for the edification of the church. Strappa, Just tear it apart. Tear it off. non hai bisogno di You loro, don't need it perché lo dici tu. because you say it. Quello che ha detto Dio Whatever God said doesn't count. l'ha detto per dire. Has said it for the sake of saying it. No, Dio ti sta insegnando Oh no, God is teaching you a stare to be con chi è più grande di te, more mature than you, per sviluppare to develop, maturità mature, e portare frutto, and they bring forth fruit. Hallelujah. e portare frutto. Bring forth fruit. Dobbiamo avere la giusta We mentalità have to have the right mentality. che i leader, i pastori, Okay, i pastors ministri and leaders and ministers che Dio ha messo nella nostra vita that the Lord has put in our lives. sono il giusto terreno They will be the right land. col quale spendere They tempo will spend time with them. per portare So frutto, that we bring forth fruit. per portare frutto. Bring forth fruit. Non sono stati messi da Dio per fare semplicemente They weren't put there by God simply to just, guardate come sono bello, oh, how nice I am dressed up. sono qui per mostrarmi, per fare una sfilata. I am here to make a catwalk. Perché cosa ci sono i ministri? Well, who are the ministers? Perché sono un terreno più grande They are a bigger land. e dobbiamo entrare And we need to enter nella loro vita in their lives. e prendere, And take prendere i sali take che ci faranno sviluppare e salt, crescere, take the salts. Hallelujah. le proteine The proteins. che ci faranno crescere, sviluppare. And develop. Hallelujah. Thank you, Jesus. Quanti vogliono portare frutto? How many of you would like to bring forth fruit? Quanti vogliono portare How frutto? many of you would like to bring Scegliti forth un terreno più grande di fruit? te. Choose a bigger land than you are. Sapete qual è un altro grande problema?
You know what's another problem? Che molte persone That many people hanno desiderio, have the desire. sono un buon seme, They are good seed, ma non riescono a capire but cannot understand cosa devono fare, what they need to do. qual è il buon terreno. What is the good land? E spesso la loro immaturità And their maturity li porta a scegliere will force them to choose di volere fare cose, to do things, di essere leader to become a leader prima del tempo. before time. Un seme così A seed like that si brucerà. will be burnt off. Amen. Amen. Perché sta seminando la sua vita Because he's sowing his life non su un buon terreno, not in a good terrain, ma sulla strada, but on the land, on the way, su un terreno roccioso. in a rocky way. Non c'è profondità, There is no depth. non ci sono radici. There is no roots. E quando esce il sole, And when the sun comes out, brucia quel it seme. will burn up that seed. Molti hanno bruciato la loro vita Many have burnt their lives perché vogliono bruciare le tappe. because they want to go ahead. Ah, sono 1 anno e mezzo che vengo in Oh, I chiesa. have been 1 year and a half coming to Ah, church. prego 7 ore al giorno. I pray 7 hours a day. Il mio pastore prega solo 1 ora. My pastor only prays 1 hour. Io sono più I spirituale. am more spiritual than him. 1 anno e mezzo. Oh, 1 year and a half. Oh, pastore, preparati, Oh, pastor, get ready. perché io sarò il tuo I successore. will be your successor. Oh, mercy, Jesus. And È anche più grande. bigger than you. In maturità, That maturity probabilmente diventerai più grande del tuo pastore. probably will become bigger. Ma than ora hai your pastor. bisogno solo di prendere da But lui, all you need now is to take from him non di sentirti and learn meglio. from him and not to feel superior. Amen. Dobbiamo capire We need to understand il terreno the land nel quale seminare la nostra vita. in which we should sow our lives. Dobbiamo essere We influenzati need to be influenced dalle giuste persone. by the right people. Dobbiamo capire We need to understand con chi camminiamo. whom we are walking with. Dobbiamo capire We need to understand che cosa vogliamo. what do we want. Amen. Amen. Hallelujah. Siete con me? Are you with me? Fatemi vedere la Show mano. me your hands. Siete con me? Are you with me? Hallelujah. Un altro grande problema Another big problem. è i nostri beni. Our wealth. Dove li seminiamo? Where do we sow them? Mamma mia che facce serie, mi spaventa. So many serious faces. I'm afraid of you now. Mi hanno guardato tutti così. Tanto io oggi vado, domani vado via, quindi I will go away now, so se tu hai imparato a seminare la tua vita in un terreno grande, if you learned to sow your life in a bigger land, non farai fatica a seminare i tuoi beni in un terreno grande. you will not find it difficult to sow your wealth in a bigger terrain. Quando sei immaturo When spiritualmente, you are mature, spiritually immature, non hai ancora sviluppato maturità, you didn't develop your maturity. spesso fai fatica a dare anche i tuoi beni materiali. Most of the time you find it difficult to sow your wealth. Ma quando sei ripieno di spirito But when you are full of the e Spirit stai and you crescendo are growing spiritualmente, allora i tuoi beni materiali then, so your material wealth, li vuoi dare tutti, you can give it. tutti. You can give it all. Hallelujah. Hallelujah. Yes and amen. Hallelujah. Vuoi dare tutto per il regno. You can give everything for the kingdom. Quando io avevo fame, When I was really hungry. in Italia non avevo dove cercare cibo. In Italy where I couldn't find any food. Io avevo fame, I was hungry. ma non sapevo dove cercare cibo. But I didn't know where to find food. E così ho iniziato a informarmi un po' su internet. So I started informing myself Ma- on the internet. Ma internet nel 2005-2006 Internet in 2005-2006 non era proprio come oggi. wasn't like today. Oggi è molto cambiato. Today it's changed a lot. E ho iniziato a trovare dei libri. I primi libri che ho trovato e che ho letto erano quelli di Kenneth Hagin.
started to read found some books, and the first books I found are of Kenneth Hagin. E quando ho trovato questi libri, And when I found these books, mi piacevano i titoli. and I liked the titles, L'autorità del credente, the believer's authority, guidati dal suo spirito. they're moved by His Spirit. Wow. Ho detto, bah, chissà, questo sarà un americano. This must be another American, Noi italiani because we are Italians. abbiamo la pasta migliore, Have the best pasta, abbiamo la pizza migliore, pizza, abbiamo il caffè migliore best coffee. e hanno applaudito in 10. Erano tutti italiani. They were all Italians. Ce l'ha in fondo il mio amico che There's my lui è italiano, ha appena detto e quindi e quindi abbiamo tutte queste cose we buone, have all these good things. abbiamo bei vestiti, We have nice clothes. famosi We architetti. are famous architects. Ha detto, cosa ci devono venire a insegnare gli So americani? what can an American teach us? Ma che? E li ho presi. And I took them. Ho preso questi libri I took these books, e hanno cambiato la mia vita. and they changed my life. Hanno cambiato la mia They vita. changed my life. Ho iniziato a I leggerli. started reading them. C'era qualcosa di There grande. was something big. Lo volevo. I wanted it. Oh, stavo leggendo qualcosa di I nuovo was reading something new che in Italia non era ancora arrivato. that in Italy didn't come as yet. C'era una mentalità sbagliata. There was a wrong mentality, Oh, una mentalità legalista, a legalistic mentality, religiosa. a religious E mentality. quando ho iniziato a leggere i primi due And libri, when I started to read the first two books, ho cercato tutta la I serie. tried to find all the series. E poi da lui sono passato a John Bevere. And from there I went to John Bevere. E ho iniziato a I cibarmi. started to A feed on it. cibarmi. To feed on it. Cercavo qualcosa di I grande. wanted to seek more and Avevo more. fame. I was very hungry. Hallelujah. Amen. Amen. Avevo fame. I was hungry. Volevo di più. I wanted more. Non mi accontentavo di quello che avevo I wasn't sentito. satisfied with what I had. Oh, qualcuno mi stava dando di più. Oh, someone was giving me much more. Voi Hallelujah. non immaginate You don't imagine. quanto ho desiderato nella mia vita solo incontrare John Bevere. I wanted to just meet John Bevere. Ma perché voglio idolatrarlo, Not because I wanted to make him an idol. ma perché lui era un terreno But grande he was a big terrain, a big land. dove io sono Where entrato I entered, e ho preso cibo, and cibo, I cibo, took food and food and food. Hallelujah. perché non avevo ministri. Because I didn't have ministers. Non conoscevo ancora alcuni ministri italiani come l'Apostolo Lirio, I didn't know certain apostles like Apostle Lirio. altrimenti mi sarei cibato. Otherwise, I would have been feeding from him. Ho dovuto cercarlo da solo, I had to search them on my own. ma la fame But the mi ha portato a capire i principi del regno. hunger took me to understand the principles of the E kingdom. ero una di quelle persone I used to be one of those che anche se people amava Dio, that even though they loved God, prendeva la monetina, we used to get the small coin, è €1, €1, quella da 50 centesimi, 10. Yes. quella da 50 centesimi. Ok, Good it's okay. 50 cents, okay. Ho l'euro per prendere il caffè. €1 for a caffè. A Dio gli do i 50 centesimi. And I give to God the 50 cents because the €1 I'll use it for the coffee. Perché la mentalità italiana Because the Italian mentality è una mentalità povera. is a poor mentality. È una mentalità povera. It is a poor mentality. È una mentalità che non semina in buon terreno. It's a mentality that does not sow in good terrain. Non ha compreso il buon terreno. It doesn't understand the per- good land. perché non c'è stato desiderio di crescere nella nostra nazione. Because there was no desire to grow in our nation. La nostra nazione non ha mai vissuto il risveglio davvero, Our nation didn't experience the true revival perché la vita di ministri because the life of the ministers non è mai stata seminata alla ricerca di ministri più grandi di loro, it was never sown into bigger ministers, ma si sentivano arrivati. but they felt that they have arrived to the point. Un seme senza terreno A seed without terrain or land non può crescere cannot grow e non può portare frutto. and it cannot bring forth fruit. Amen, amen.
una mentalità orgogliosa, a proud mentality, ambiziosa. ambitious. So già tutto. I know everything. So tutto. I know everything. Cosa mi deve venire a insegnare? What can he teach me? E io avevo fame, But I was so hungry. volevo di più, I wanted more. volevo stare con persone più grandi di me, Frequent people who are greater than I. volevo I ricevere. wanted to receive. E quando ho iniziato a conoscere i primi ministri When I started to frequent the very first ministers che venivano da altre parti del mondo, that came from various parts of the world, oh, quando li oh, vedevo, when I seen them, una foto, I wanted to take a pic. avevo I desiderio, wanted great. I had a great anche solo desire. quella foto, Even that photo. me la guardavo I used to look at it. e dicevo, Signore, voglio quello che lui ha, And just to tell, oh Lord, I want that thing that he has. voglio il frutto che esce da quel terreno. That has that land. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Fame. Hunger. E così, quando ho iniziato a leggere questi libri, And so when I started reading these books, sono passato dai 50 I centesimi started from throwing the 50 cents a voler dar tutto. all to give everything. Ho iniziato a dare tutto. I used to give everything. Allora non ero ancora sposato. I wasn't still married. E At quindi the time. tutto quello che avevo So everything that I had, lo davo. I used to give it. Perché la mia passione Because it was my passion. era il regno. At their kingdom. Hallelujah. Quando ti cibi spiritualmente sviluppi una maturità spirituale. When you feed yourself spiritually, you develop spiritually. Allora darai con gioia And so you come with joy and you give with joy. anche i tuoi beni. Even your wealth. Hallelujah. Anche i tuoi beni. Even your wealth. Sai una cosa? You know what? Se noi esaminiamo noi stessi, If we examine ourselves, le persone che non danno beni materiali the people who does not sow materially sono persone che non hanno ancora sviluppato una maturità spirituale. are those who didn't still develop spiritually. Probabilmente hanno fame di Dio, They might have hunger for God. probabilmente amano Dio, Probably they do love ma God, non hanno ancora compreso tanti but they principi. didn't understand many of the principles. Quando comprendi When you understand che Dio è tutto, that God is everything, allora gli dai tutto. so you give him everything. Amen. Hallelujah. E così So sono cresciuto I spiritualmente, used to grow spiritually. ho iniziato a conoscere persone giuste I started to know Amicizie the right giuste people, the right che mi friendships hanno anche consigliato, that helped me and counseled anche me. il pastore Gordon, Even Pastor Gordon, anni fa, years ago, mi dava molti consigli. he gave me a lot of Lui counsel. aveva molta più esperienza di me, He had more experience è than stato con grandi uomini di Dio, he used to be with great people of God. si è cibato da buon terreno He was really being fed by e people aveva un with buon good terrain, frutto. and he had good fruit. E quando lui mi diceva qualcosa, And when he used to tell me something, io lo meditavo, I used to meditate. non lo lasciavo passare, I didn't leave it to go away, ma lo meditavo. but I used to meditate upon it. Siete con me? Are you with me? Siete con me? Are you with me? Noi dobbiamo dare per il regno. We have to give for the kingdom. Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Let's see what Apostle Paul says. Aspetta, 19. Allora, 1900, questo qua non è il mio, arrivo, 1971, 22. Ok, aperto. Dice così l'Apostolo Paolo. State a sentire questo. 1 Corinzi 9:11. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo da voi i beni materiali? Okay. So, 9:12. Sì. If others share this rightful claim on you, 9:11. 11. okay. If we have sown, 11, sorry. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Quando tu sei abituato a prendere i beni materiali, spirituali, When you are used to take spiritual wealth, devi iniziare a dare beni materiali. you have to give material wealth. Devi seminare You have to sow in buon terreno. in good terrain. Chi è il buon terreno?
Who is the good 1. land? Quanti vogliono una nuova chiesa a Malta? How many of you want a new church in Malta? 4. Non avete visione per una nuova chiesa? 5. Quanti vogliono una nuova How chiesa a many of you Malta? want it? Forza. Quanti hanno visione che Dio vuole costruire una nuova chiesa a How many Malta of you have a vision that affinché for the possa Lord realmente will sentirsi grow dire a che c'è church una in Malta, chiesa that there che is sta a church crescendo which is growing in questa città? in this city? Quanti lo vogliono? Lo voglio How many anch'io. of you, Ok, ascoltatemi, se lo volete, if you want it, se avete visione, if you have vision, quello è un buon terreno. that is a good land. Seminate. Just sow the seed there. Perché quella chiesa vi sta dando beni spirituali. Because that church is giving you spiritual wealth. E voi dovete seminare i vostri beni materiali. And you need to sow the material wealth that you have. Amen. Un altro buon terreno Another good land è dare ai poveri. is give to the poor. La Bibbia insegna molto su questo. The Bible teaches a lot about Chi è nel this. bisogno. Who is in need. Però state attenti, But be attentive. perché non tutti i poveri Because not all the poor sono buon terreno. are good terrain. Amen. Guardiamo. Let's see. Secondo Tessalonicesi 3, versetto 10 e 11. Secondo Tessalonicesi 2 3, Thessalonians 3, versetto 10 e 11. 10 to 12. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. For verse 10, for even when we are with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Sapete quanta gente io ho seminato? You know how many people have sown Che non avevano soldi that didn't have money? e poi vedevo i selfie And then I used to see the selfies che erano sempre a mangiare fuori, that they were eating outside all the time. non si cucinavano mai nulla di loro, They didn't even cook for themselves. buttavano via denaro, They used to waste money. però venivano dal But pastore. they went to the Pastore, pastor. Oh, ho pastor, bisogno, I am in need. non abbiamo che mangiare. We don't have anything to eat. Come? Ti ho visto su Facebook. I have seen you on Facebook. Eri a mangiare in uno dei migliori ristoranti che c'era a Modena, And you were eating in one of the best restaurants in Modena. a spendere 40 euro a persona. To spend 40 euro per person. 4 persone erano. 4 people they were. 4, 8, 12, 16. So they were totally 160 euro. 160 euro. Mangi 2 settimane. You eat for 2 weeks. Se hai 160 bisogno. euro if you are in need. Amen. Mi state seguendo? Are you following me? Quello non è un buon terreno dove That is seminare. not a good land where you sow. Il buon terreno è seminare realmente in chi ha bisogno. The good terrain is that in who is in real need to sow. And Guardate la vita delle persone nelle quali seminate. just look at the people whom you are really sowing into. Perché ci sono persone che si impegnano davvero, Because there are real people who are trying their best. che cercano davvero un lavoro, Because they are truly seeking for a che si job. danno da fare. And they are doing all they can. Quello è un buon terreno. That is a good land. Seminate bene. So sow there. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Se non imparate a seminare, If you do not learn how to sow sia la vostra vita spirituale in your spiritual life che i vostri beni, and even in your materialistic life, non potrete vivere nella gioia. you cannot live in the joy. Amen. Volete vederlo? You want to see it? Quanti lo vogliono vedere? How many of you want to see it? Quanti sono curiosi? How many of you are curious? Salmo Psalm 126, 126, versetto 6. verse 6. Poi mi serve un pianista qui. And I need the... Okay. Salmo 126, versetto Psalm 6. 126, verse 6. Se ne va piangendo colui che porta il seme.
He who goes out weeping, bearing the seed of sowing. Chi è che va piangendo? Who goes on weeping? Chi ha un seme. Who has a seed. Perché piange? Why? Perché magari è in difficoltà, Because he is in difficulty. perché sta passando un momento difficile nella vita, Maybe he's passing through a difficult moment. perché è provato. Because he is spent. Voi non immaginate quante volte ho pianto davanti a Dio, You don't imagine how many times I have cried unto God, pur essendo un uomo di fede, even though I am a person of faith, pur essendo un uomo pieno di fede. even though I am a person full of faith. Quante volte sono arrivato al limite delle mie How forze, many times I came to the edge of my strength. quante volte ho detto basta, How many times I said enough. quanto ho detto mollo. How many times I was going to give up. Giuliano lo sa, Giuliano knows. è con me da tanti anni ormai. He's been with me many years now. Ci sono stati momenti There were moments dove ho detto a mia moglie, where I said to my wife, non voglio più servire Dio. I don't want to serve God any longer. Dio mi usava, God used me. volevo amarlo, I wanted to love him, ma non volevo più servirlo. but I didn't want to serve him anymore. Ero troppo appesantito. I was too much burdened. Ho passato momenti molto duri, difficili. I have passed through a lot of difficult moments. Chi è che ha le lacrime? Who has the weeping? Who has Coloro che sono schiacciati, those who are really coloro che hanno pressed dei on and pesi, crushed, those who are tensed, coloro che passano delle difficoltà, those who are truly passing through serious difficulties, coloro che a volte non ce la fanno più, those who cannot make it any longer, coloro che sono grandemente provati. those who are truly tried. Ma Dio dice, But God says, avete un seme, you have a seed. avete un seme. You have a seed. Tutti abbiamo un seme. We all have a seed. Perché mette la persona che piange alla persona che ha un seme? Li mette insieme. Lega il seme al pianto. Why do you connect the seed with the tears? Perché quando tu nelle tue lacrime Because in your tears, avrai coraggio di seminare lo stesso, you will have the courage to sow again. quel seme porterà un frutto. That seed will bring forth a fruit. E dice così, And it says, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. hallelujah, but it will shall come with shouts of joy, bringing his sheaves with him. Hallelujah. Il segreto perché il pianto finisce The secret so that the weeping will finish è continuare a seminare in buon terreno, and it to continue to sow in the good terrain, anche quando stai piangendo, even when you are weeping, anche quando stai piangendo. even when you're weeping. Il segreto per la gioia The secret for the joy è il seme, is the seed, perché tutto ciò che l'uomo semina, because whatever the man sows, l'uomo raccoglierà. the man will reap. Questa è una legge eterna, This is an eternal per principle. sempre, Forever. per sempre. Forever. Ciò che l'uomo semina Whatever you sow, è ciò che raccoglierà. it's whatever you reap. E deve seminare And you will have to sow nel giusto in terreno. the good terrain. Difatti questa mattina, This morning, quando mi sono alzato, when I woke up, il Signore mi ha chiesto qualche cosa the Lord asked me one thing che è molto difficile per noi predicatori. that is very difficult for us È preachers. veramente difficile It's very difficult poter predicare sui beni, to preach about the wealth, sul dare, to give, about giving, perché le persone because the people hanno sempre una mentalità have a mentality che qualcuno voglia rubargli that qualcosa. someone wants to rob them from something. Ascoltami, Listen to me. quando tu imparerai a seminare, When you learn how to sow, vuol dire che la mia parola it means that my word che ho rilasciato nella tua that vita I have declared over your ti ha life, benedetto it had blessed you. e tu avrai gioia, And you will have great gioia, joy, gioia, and joy, gioia, and joy, gioia, and joy, gioia. joy. Tornerai cantando You will turn singing con gioia. with joy. Quindi vi sfido,
So I challenge you questa mattina this morning, e voglio benedire and I want to bless le vostre offerte. your offerings. Ascoltatemi, Listen to me. abbiamo già fatto un'offerta, We have done, ma sentivo nel cuore but I feel in my heart di fare un'altra offerta to do another offering. destinata ai poveri, It is for the poor. destinata alle missioni che avete. It is destined for the missions you already have. Proprio questa mattina In this morning, Dio guarderà questo seme the Lord will see this seed, e voi vivrete nella gioia. and you will live in great joy. È un rema. It is a ream. Re. Okay. Prendilo, A word from God. prendilo, Take it. prendilo. Take it. Non lasciare scappare questa parola. Do not let it escape from you. Falla tua. Make it yours. Hallelujah. Chiudi i tuoi occhi. Non guardare attorno. Do not look either way. Ti sfido I challenge you questa mattina this morning a dare per Dio. to give for the Lord. Questa è una parola profetica. This is a prophetic word. Io dichiaro I declare che quello che voi darete that whatever you give per queste persone for these people che stanno passando la that povertà, are passing through this poverty, che vivono in povertà, that they live in this poverty, vi sarà moltiplicato it will be multiplied per 1000 volte. for 1,000 times. 1000 volte, 1,000 times. 1000 volte, 1,000 times. 1000 volte, 1,000 nel nome di Gesù Cristo, In the name of Jesus. nel nome di Gesù In Cristo. the name of Jesus. Io ho dato la mia vita, I gave my life la mia vita my life al regno. for the kingdom. Ho vissuto per 4 anni I've lived for 4 years. senza avere latte nel We frigo. don't have I didn't have milk in the fridge. Ho cresciuto mia figlia I have brought up my child solo per fede. by faith alone. Ma oggi But today tutto è cambiato. it has changed. Ho seminato, Because I've sown. ho seminato, I've sown. ho seminato con I've lacrime, sown with weeping. ho seminato in buon terreno, I've sown in good terrain. ho seminato nella vita di I've ministri, sown in the lives of ho ministers. seminato nella vita di persone povere, I've sown in the lives of poor people. ho seminato per la visione I've sown for the vision. e oggi And today ho una casa mia, I have a house ho un'auto of my mia. own. I have Ho sempre soldi in car. tasca. I have Ascoltatemi, money in my ho sempre soldi in I tasca have money in my boot. e sto per costruire una chiesa da 7 milioni di euro. I'm going to put a church of 7 million euro. Ho seminato, Because I've sown. ho dato la mia I vita, gave my life. ho pianto, I've wept. ma il segreto But the secret era il seme. is the seed. Seme The seed in buon terreno in good land. porterà grande gioia Will bring great nella joy vostra vita, in our lives. nelle vostre In generazioni, our generations. sui vostri figli, All over people. sulle vostre città. Our children and our cities. Hallelujah. Thank you, Jesus. Se ne va piangendo You go weeping. colui che è il seme, Those who have the seed. ma quando semina But when they sow, tornerà con canti di lode, he will come with great shouts of joy. perché la sua benedizione è tra le sue Because braccia. the blessing is in his hands. Voglio dirvi I will tell you. di non seminare senza aspettative. Do not sow without any expectation. Dovete aspettarvi un frutto, Because you expect a fruit. Hallelujah. dovete aspettarvelo. You need to expect it. Semini qualcosa Sow something perché ti aspetti qualcosa. because you are expecting La mentalità giusta The right mentality è avere aspettative. is to have expectations. Quando oggi darai, When you are giving today, darai con amore, you will give with love, ma darai anche per but ricevere. you will give as well to receive. Hallelujah. Alziamoci in piedi. Let us raise up, stand up. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Alleluia. Voglio pregare intanto. I want to pray. Dopo pregherò per coloro che semineranno And I will pray over all those who have e sown che stanno passando un momento and they difficile. are passing through a difficult time.
Oggi quando tu seminerai, Today when you are sowing, Dio inizierà a benedirti attraverso la mia vita. will start blessing you throughout my life. Voglio che semini con gioia, I want you to sow with joy perché profetizzo because I'm prophesying che un gran frutto that a great fruit, sarà disponibile it will be available molto presto. very soon. Sarà a tua disposizione It will be available for you e tu lo raccoglierai. and you will take it. Chiudi i tuoi occhi. Close your eyes. Padre, Father, nel nome di Gesù, in the name of Jesus, io benedico I bless ogni seme every seed che andrà a queste persone, that it will be given to these ogni people. seme Every che seed andrà per queste missioni. that it will be given to these missions. Lo benedico I bless them nel potente nome di Gesù Cristo in the great and mighty name e of dichiaro Jesus. And I che declare tutti coloro che that semineranno each and everyone who will be sowing, la benedizione the blessing che riceveranno that they will receive, sarà la gioia, it will be joy, la gioia, the joy, la gioia, the joy, la gioia, the joy, la gioia. the joy. Grazie Padre, Thank you, Father. nel nome di Gesù. In the mighty name of Jesus, Raccogliamo. let us collect. Tutte quelle persone che hanno già dato All those people who have given e stanno passando un momento difficile and della are vita, venite passing qui. through a bad moment. Quello che io oggi ho dichiarato Whatever I've declared today, è un rema. it is the word of God. Voglio pregare per voi. I want to pray for you. Venite a prenderlo. Come Vieni. and receive it. Come and receive it. Voglio pregare. I want to pray. Voglio pregare. Hallelujah. Pray. È un rema. I want to pray. This is the word of God. Shusai che mai che senda bai shala bai sai la bai shala bai sai ma shaksa. Anche chi non ha potuto dare ma voleva dare perché non ha proprio nulla. Even those who wanted to give, but they don't have anything to give. O hai dato tutto quello che Or else you avevi, gave everything. anche se era solo 10 If centesimi, even if it was a 10 e avevi realmente solo and you quello. had only that. Vieni, non avere paura. Come, please come. E anche per te, anzi. And even for you. Padre, Father, nel nome di Gesù, in the name of Jesus, tu mi hai mandato qui you have sent me here per benedire. to bless. Loro sono stati di benedizione, They have been a blessing. hanno seminato They have sown nella vita di altri, in the lives of others, in buon terreno. in good terrain. Grazie Padre, Thank you, Father, perché loro because they raccoglieranno, will collect. raccoglieranno, They will collect. raccoglieranno They will collect abbondantemente abundantly frutto, fruit, benedizioni, blessings, guarigione, healing, libertà. liberty Attraverso questo seme through this seed. tornerete a casa They will go back to home con la gioia. with a joy, with great joy. Hallelujah. Spirit, Christ, Spirito Santo. Ricevete questa benedizione. Receive this blessing. Ricevete questa benedizione. Receive this blessing. Ricevetela. Receive this blessing. Ricevetela. Receive it. Receive this. Il Signore mi fa sentire nel mio spirito The Lord is speaking into my spirit che coloro che vi hanno combattuto that those who have tried to go against you, si metteranno in ginocchio, they will be put to their in knees, ginocchio to their spirituale, knees spiritually, chiedendovi scusa. and ask you for forgiveness. Hallelujah. Coloro che vi stanno combattendo Those who are coming against you, verranno chiedendovi scusa they will come and ask you for e forgiveness. molti di loro And many of them, accetteranno they Cristo will accept Jesus come Christ Signore e Salvatore. as their Lord and Savior. Hallelujah. Jesus. Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo amore. L'amore di Dio è qui. The love of God is here. It's tangible. Hallelujah. L'amore di Dio è qui.
Alleluia. Soffia su di loro. Breathe on them, Lord. Alleluia. Soffia su di loro. Asciuga le lacrime. Yes. Wipe away their tears, Lord. Asciuga il pianto. Wipe their tears, Lord. Che la tua gioia That your joy, sia nella loro vita. it will come into their lives. Ora. Now. Ora. Now. Shulere mai calamai santa rabaisi. Shuka seke bekonda rabai la rabasende de bebisai. Hai lasciato tante cose per il Signore You left a lot of things for the Lord. e a volte ti chiedi ancora And most of the time He asks you again for more. perché? Why? Perché? Why? Perché tutto questo? Why for all this? Perché? Why? E il Signore ti dice, And the Lord tells you, preparati per la gioia. prepare for the great joy. Ho raccolto i tuoi semi, I have collected your seeds. ho raccolto le tue lacrime. I've collected your weeping. Preparati per la gioia. Prepare for the joy. Hallelujah. Preparati per la gioia. Prepare for the joy. Hallelujah. C'è lo Spirito di Dio There is the Holy Spirit here. che si sta muovendo in maniera It's potente. moving in a mighty way. Hallelujah. Sento il profumo di Dio. I feel the aroma of God. Dio apre i miei sensi fisici He's opening my e sento il senses. suo profumo I feel His presence. che si muove su di voi, It's moving all over you. che alleggia su di voi. He is floating over you. Ricevete ora, Receive. ricevete ora, Receive Him. ricevete ora, Receive Him. ricevete ora, Receive Him. ricevete ora, Receive. ricevete, Receive. ricevete. Receive.